7:50 del 24 marzo 2026, buongiorno Taranto, anche se con un qualche minuto di ritardo. Il bello di là diretta, i problemi tecnici che arrivano quando meno te l'aspetti, ma che il nostro Piero Caffio è in grado di risolvere a occhi chiusi. Quindi buongiorno, ben trovati e buongiorno Taranto, buongiorno da Francesco Casula e ovviamente dal nostro Piero Caffio. Cominciamo subito con gli argomenti di oggi. Parleremo naturalmente di referendum e parleremo poi di riti della settimana santa. Avremo la nostra rubrica del martedì a casa tutta a posto con l'avvocata Gabriella Barcariola, ma cominciamo subito a entrare nel vivo degli argomenti. Diamo il bentornato anzi a Cittadella la Radio e Cittadella TV al dottor Francesco Sansobrino, presidente di ANM Taranto. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, una vittoria netta, schiacciante quella del no, forse anche in attesa un po' alla vigilia, ma che sostanzialmente lascia sicuramente immutato questo quadro. Che altri messaggi trasferisce, dottor Sansobrino? Buongiorno a tutti di nuovo. Guardi, una vittoria inaspettata non per noi ci abbiamo sempre creduto, anche quando eravamo quattro gatti a dicembre, quando i sondaggi si davano per spacciati, perché noi credevamo nella forza delle nostre argomentazioni e soprattutto nella forza della Costituzione che i padri e le madri costituenti ci avevano lasciato, a quell'equilibrio dei poteri perfetto che non volevamo fosse pregiudicato da una riforma che noi ritenevamo inutile e dannosa. L'abbiamo fatto con pazienza, è stato un lavoro paziente, non urlato e generoso di una parte di noi, insieme a quello di molte associazioni sul territorio, e mi sento di ringraziare tutti coloro che ci hanno dato supporto in queste settimane, per cui dico un lavoro, un risultato forse per molti inatteso, ma noi ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo sempre creduto che i cittadini, informandosi, avrebbero detto un grande no a questa riforma costituzionale. Dottor Sansobrino, faceva una riflessione. I dati hanno raccontato che insomma il 61% degli under 35 ha votato no, quindi particolarmente determinante è stato il voto dei giovani. Però ecco, in questa campagna referendaria, non so se lei è d'accordo con me, almeno fisicamente negli eventi organizzati i grandi assenti erano un po' i giovani. Questo risultato però evidentemente ci porta a pensare che i vecchi metodi di raggiungere, di comunicarli, l'incontro, l'evento, non è più, cioè non vuol dire, il fatto che non ci siano fisicamente non vuol dire che non siano sul pezzo, ecco, per farla più facile. Guardi, i cittadini, ma anche i giovani, hanno partecipato al dibattito per questa riforma, contrariamente a quello che si possa pensare. L'hanno fatto nel loro modo e devo dire che il Comitato per il No ha fatto un grandissimo lavoro, perché ha incontrato le persone, le ha guardate in faccia, paese per paese, associazione per associazione, dai teatri più affollati alle librerie, ai piccoli locali, ai ristoranti, nei bar, e ha parlato con le persone della fascia di età, a ragione, dai 40 anni in su. Ma ha fatto anche un grande lavoro sul web, sui social, per cui ha parlato anche alla fascia più giovane della popolazione, che ha ascoltato i nostri messaggi con forme ovviamente che si sono modificate nel tempo, ma devo dire che questo lavoro è stato efficace e a 360 gradi ha parlato ai cittadini che poi sono andati al voto. Volevo dire, prima ci tenevo a ringraziare, ma non li ho citati, tutte le persone che ci hanno accompagnato, soprattutto nel territorio tarantino, in questa competizione referendaria. Quindi volevo ringraziare, oltre ai giornalisti, a lei e a Stefano Maria Bianchi, al nostro portavoce, l'avvocato Moretti, alla CGIL, a Libera, ANPI, all'Arci, all'avvocato Barletta e agli avvocati che si sono schierati per il no con grande coraggio. A loro il grazie, a voi e a tutti loro il nostro grazie per averci accompagnato in questo percorso
che era un percorso a tutela dei cittadini e della Costituzione. Dottor Mi è venuta Sansovino, un'immagine in mente, se posso sì, ma poi devo farle una domanda velocemente prima che chiudiamo. Il direttore della Verità ieri parlava è nato il partito delle toghe, è nato il partito dei giudici, perché insomma alla fine è stato considerato un referendum politico. Noi torniamo già da oggi, l'abbiamo fatto fino alle 3:01 di ieri, e torniamo oggi a fare il nostro lavoro, quello di cercare di rispondere in maniera giusta ed efficace, equilibrata e soprattutto serena alle domande di giustizia che provengono dai cittadini. La magistratura non deve cercare consenso popolare. La nostra legittimazione è nella nostra professionalità, che deriva da un concorso selettivo e dalla soggezione che abbiamo soltanto alla legge. Quindi nessun partito politico, è giusto che i radioascoltatori lo sappiano, noi siamo usciti dalle stanze perché questo referendum ce lo imponeva. E guardi, come l'immagine di Forrest Gump, di Tom Hanks in Forrest Gump, abbiamo cominciato a correre, eravamo da soli, poi un gruppo sempre più nutrito di persone ci ha accompagnato. Ognuno ha corso e ha dato al voto un valore diverso, però ognuno delle persone che ci ha accompagnato, il gruppo è diventato sempre più numeroso, ha sicuramente dato a quel voto un valore diverso, ma ha voluto salvaguardare la Costituzione, e questo è emerso in maniera netta, chiara e partecipata dal voto di domenica e di ieri. E oggi c'è il sole, e viva la Costituzione! E allora, grazie al dottor Francesco Sansobrino, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati della Sottosezione di Taranto, grazie davvero per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie mille, buona giornata a tutti. Quando torniamo invece ascoltiamo le ragioni del no, avremo con noi l'avvocato Vincenzo Vozza, presidente della Camera Penale di Taranto, cercheremo di capire anche l'analisi della sconfitta. Come annunciato continuiamo a parlare di referendum, andiamo ad ascoltare ora il fronte del sì, andiamo ad analizzare le cause della sconfitta e diamo il bentornato qui a Cittadella, alla radio Cittadella TV, all'avvocato Vincenzo Vozza, presidente delle Camere Penali di Taranto. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per questo invito. Grazie per aver accettato. Avvocato, Taranto ha raggiunto un risultato, Taranto città, del 60%, ma diciamo il resto della provincia più o meno in linea con i numeri, diciamo, nazionali. Vi siete dati una spiegazione del perché non siete riusciti a convincere gli italiani e le italiane, o è soltanto una questione ideologica o politica secondo voi? Beh, guardi, noi sia come Unione delle Camere Penali che come Camere Penali Territoriali abbiamo sempre cercato di improntare il confronto su un piano contenutistico e di merito, rifuggendo da slogan, da posizioni preconcette. Questo era il nostro impegno, questo sarà il nostro impegno anche comunque nei mesi e negli anni che verranno, perché comunque diciamo che questo risultato, del quale ovviamente dobbiamo prendere atto, non possiamo fare altrimenti, lascia comunque dei nodi irrisolti che non possono non essere nell'agenda politica e giudiziaria dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Avvocato, non lo dico per diciamo, come dire, fare il simpatico, ma a lei riconosco una onestà intellettuale, una capacità professionale di tutto rispetto, però ecco, nel grande movimento del sì, diciamo, anche a livello nazionale, sono stati commessi una serie di errori di comunicazione, penso, non lo so, alla famiglia Del Bosco, a Garlasco, a una serie di accostamenti che poi oggettivamente, tecnicamente non avevano nulla a che fare con la separazione, o no? Beh, guardi, io veramente non vorrei entrare nel merito, diciamo, del dibattito più precipuamente politico. Errori probabilmente di comunicazione sono stati commessi da una parte e dall'altra. Io resto a quella che era la nostra impostazione, che era un'impostazione di merito, di contenuti. A nostro avviso, a mio personalissimo avviso anche, questa riforma era un momento di crescita, era un momento che ci consentiva di allinearci alle democrazie liberali di questo pianeta,
ed era una battaglia di civiltà, a nostro avviso, a tutela di tutti i cittadini, ed è per questo che abbiamo cercato, no, per questo che l'abbiamo combattuta, per questo che abbiamo cercato di vincerla. Probabilmente ci saranno stati degli errori di comunicazione, il risultato questo spiega, questo ci manifesta, e quindi dobbiamo prenderne atto. Ribadisco, abbiamo fatto tutto il possibile, parlo ovviamente della Camera Penale che rappresento, ma dico anche per ciò che concerne l'Unione delle Camere Penali Nazionali, per invitare i cittadini a riflettere e a valutare l'effettivo contenuto di questa riforma. Un contenuto che però lei mi insegna... È avvenuto probabilmente solo in parte, e prendiamo atto di questo risultato, col quale ovviamente dobbiamo confrontarci. Avvocato, un contenuto oggettivamente bello complicato, anche per chi come me magari fa cronaca giudiziaria da 20 anni. Alcuni passaggi erano oggettivamente complicati. Non sarebbe servito forse più tempo per provare a raccontare in maniera anche meno, come dire, forsennata da entrambe le parti, dico, il contenuto, il senso di questa manovra? A mio modesto avviso il contenuto era molto chiaro. Non era, a mio avviso, particolarmente tecnico o così tanto tecnico da non poter essere compreso dagli elettori. Bisognava certo isolarsi magari un po' dal frastuono, concentrarsi sul contenuto del referendum e valutarlo per quello che era, a mio avviso, un passo in avanti nel nostro sistema giudiziario. Tanto evidentemente non è avvenuto, e chiaramente dobbiamo porci delle domande, dobbiamo cercare di capire cosa non ha funzionato. E allora, noi, una volta che l'avete capito, naturalmente, avvocato, siamo qua anche per continuare a raccontare, diciamo, questa parte. Intanto grazie, come sempre, all'avvocato Vincenzo Vozza, presidente delle Camere Penali di Taranto. Grazie davvero per essere stato con noi e buon lavoro, avvocato. Grazie a lei, buon lavoro. Volevo soltanto concludere con un'ultima considerazione, che evidentemente la polarizzazione del dibattito non ha giovato ai contenuti del tema referendario. Direi di no, ma questo a prescindere, diciamo, dalle posizioni, le estremizzare... Direi a prescindere dall'esito. Esatto, estremizzare purtroppo non fa bene. Poi ci sarebbe da fare ovviamente una caccia a chi ha cominciato, ma ormai, diciamo, non ha più senso. Ma non ha neanche senso, e ripeto, io poi rispondo di quello che abbiamo detto e fatto noi come Camera Penale, e credo che abbiamo mantenuto una posizione sempre tecnica, appunto cercando di confrontarci sul contenuto e col merito, anche con i nostri contraddittori, in confronti a dibattiti che non esito a definire civili. Grazie davvero, avvocato, grazie davvero e buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro, buona giornata a tutti. Noi invece ci fermiamo e quando torniamo cambiamo argomento, chiudiamo qui il tema del referendum a Taranto e tra un po' ce ne entriamo tra i riti della settimana santa. Ieri il concerto del lunedì di Passione, tra un po' i 7 dolori. 8:23 era il nostro rewind, il nostro pezzo dal passato, e un pezzo tra l'altro del 1978, cioè è più grande di me, capito? Eppure se li porta benissimo questo pezzo del passato, i suoi anni, insomma, una canzone giovanotta più o meno come me. 8:23, come annunciato ora qui su Cittadella, la radio, Cittadella TV, parliamo di riti della settimana santa, perché siamo entrati nella settimana di Passione. Vi ricordo l'appuntamento domani nell'ultima mezz'ora di Buongiorno Taranto con Antonio Mandese. Continueremo a raccontarvi i riti in pillole e per spiegarvi, insomma, pezzo per pezzo, parte per parte, tutto quello che compone il tesoro di storia, identità, cultura, fede, religiosità popolare che è collegato ai riti pasquali e ai riti del giovedì e venerdì santo a Taranto. In questa settimana di Passione, naturalmente, le confraternite sono particolarmente impegnate nei preparativi, nei lavori di composizione delle attività propedeutiche alle processioni e ai pellegrinaggi, ma non sono, una serie di manifestazioni collaterali per dare vita per tenere in vita, anzi, la tradizione, come quella di ieri sera, il concerto del lunedì di Passione che si è tenuto a San Domenico, l'appuntamento
trattamento, scusate, tradizionale con le marce funebri eseguite dalla fanfara dipartimentale della Marina Militare, come accade ormai insomma da decenni e decenni, organizzato dalla Confraternita dell'Addolorata, guidata dal priore Giancarlo Roberti e dal padre spirituale Monsignore Emanuele Ferro. Ieri tra l'altro edizione particolare, presentatore di occasione è stato il priore dell'Arciconfraternita del Carmine Antonello Papalia, un bel segno di unione, un connubio, un binomio particolarmente significativo, quello tra le due congreghe che animano i riti della Settimana Santa. Un momento che come sempre ha richiamato tantissima gente e che si chiude tradizionalmente con l'esecuzione di un'opera in particolare che si è intitolata Mamma, un'opera del maestro Luigi Rizzola, che è tra le più emozionanti, insomma tra le più commoventi del repertorio, del grande repertorio musicale di Taranto. Ma non è una settimana, quella di Passione, che finisce qui. Dopo il concerto del lunedì di Passione, la Congrega dell'Addolorata si incammina pian piano verso un rito, verso una funzione, anzi la funzione per eccellenza, quella dei 7 dolori di Maria, e si celebra venerdì prossimo ed è la funzione con la quale tutto ha avuto origine. Fu introdotta a metà del Settecento dal canonico abate Vincenzo Cosa ed è poi il via, come dire, all'innamoramento dei tarantini verso l'immagine e il culto dell'Addolorata. Di questo parliamo con il priore Giancarlo Roberti, che è in collegamento con noi. Buongiorno priore, bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Innanzitutto priore, io purtroppo per lavoro e per altre ragioni personali me lo sono perso. Com'è andato il concerto ieri? Il concerto è stato partecipatissimo, la chiesa era piena e come al solito, come tutti gli anni, ed è stato un bellissimo concerto presentato dal priore dell'Arciconfraternita Antonello Papalia e con le meditazioni bellissime di Don Damiano Nigro. Bene, me lo sono perso, ma cercherò di recuperarlo, perché tanto queste cose ormai tra telefonini, dirette, streaming e tutto il resto alla fine uno riesce a riviverle questi momenti. Perdonami, ma volevo dire due parole sul concerto e sulla settimana di Passione che la Confraternita dell'Addolorata sta affrontando in questa settimana di Passione. Ecco, io volevo dire che comunque il concerto ormai è possiamo dire che è un appuntamento imprescindibile. Beh, certo. È un concerto di tradizione di questo antico di questa antica confraternita, ed è ancora di più, laddove ce ne fosse bisogno, diciamo continuo, ecco, una continuazione di un connubio con la Marina Militare, che ci rende orgogliosi di questa condivisione. A che edizione siamo arrivati prima? Allora, siamo arrivati alla 52esima edizione effettiva, anche se durante il Covid 2 edizioni non sono state effettuate. Non è stata effettuata nel 2015 per la morte del segretario De Vincentis, morto improvvisamente, e quindi ce ne sono qualcuna che è saltata, ma sono 52 edizioni effettive. Ed è un concerto che capace di custodire e tramandare un patrimonio culturale e spirituale che appartiene comunque all'intera comunità. Ecco, questo il concerto per me è anche questo, oltre a un evento importante per tutti i confratelli e le consorelle, ma soprattutto per tutti i tarantini. E poi venerdì un altro, annunciavo poco prima di collegarmi con lei, annunciavo che c'è un altro momento fondamentale per la vita della confraternita, ma anche della comunità, con i 7 dolori di Maria. Esattamente, hai detto bene, la nostra cosiddetta festa piccola, da dove tutto nasce, da dove nasce la devozione alla Vergine Addolorata, ed è fondamentale. Io ai novizi che stanno percorrendo il percorso di formazione
per diventare confratelli e consorelle. È un appuntamento che io metto nel calendario delle loro diciamo lezioni, perché devono capire e iniziare a capire bene le radici e l'appartenenza della confraternita anche attraverso questa fondamentale passaggio della confraternita. E allora una settimana insomma di grandi lavori, di grande preparazione, poi arriva la Domenica delle Palme e infine il Giovedì Santo. Comincia a crescere l'attesa, Taranto freme un po' in questi momenti e immagino che insomma anche nel sodalizio sia così. Allora Priore, non le rubiamo altro tempo, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a tutti. Tornati in diretta come annunciato per darvi le ultime informazioni di cronaca. Cominciamo dal delitto di Massafra, quello avvenuto, ricordate, il 12 gennaio scorso, sabato mattina sono stati fermati altri 2 cittadini afghani ritenuti complici del delitto del loro connazionale. Sono stati i carabinieri della compagnia di Massafra a fermare i 2 su ordine della procura. Ieri mattina, assistiti dall'avvocato Valerio Sgarrino, i 2 sono stati interrogati dal giudice per indagini preliminari, che ha convalidato il fermo disposto dalla procura e ha confermato la detenzione in carcere. In cella era già finito poche ore dopo il delitto un 25enne, ma a distanza di un mese, nelle scorse ore, da un incidente probatorio, alcuni testimoni hanno raccontato del ruolo che questi altri 2 avrebbero avuto, un 33enne e un 23enne. In particolare il maggiore è stato indicato come sostanzialmente il mandante, ecco, mettiamola così, o comunque l'istigatore del delitto. È lui che avrebbe invitato un connazionale ad andare a prendere un coltello e l'altro a colpire la vittima uccidendola con un colpo alla nuca. I testimoni nelle scorse ore hanno spiegato che per paura di ritorsioni contro le famiglie non hanno parlato prima. Parliamo invece anche di un'altra vicenda di cronaca di cui si è parlato poco, ma che in realtà merita una particolare attenzione. Riguarda le cosiddette zincherie della provincia di Taranto, una degli stabilimenti industriali su cui si sono accesi i riflettori della procura alcuni mesi fa e sono state sequestrate per una serie di inquinamenti prodotti, giusto per dirvene qualcuno, travasi di fanghi, acido esausto, rifiuti pericolosi, emissioni di gas corrosivo. Sono tutte attività che sono state documentate dai militari della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri del NOE. Il PM Fili di Tursi nei mesi scorsi ha disposto il sequestro della struttura. Ci sono 10 indagati per i quali adesso non solo sono state chiuse le indagini, ma per i quali ora è stato chiesto il processo. Le accuse vanno dall'inquinamento ambientale al getto pericoloso di cose fino a una serie di violazioni delle norme del testo ambientali. Una struttura che si trova in contrada Curezze a Carosino e che insomma sarebbe stata particolarmente danneggiata dall'attività delle zincherie meridionali. Ora, naturalmente sarà il procedimento a chiarire le eventuali responsabilità, ma insomma il danno all'ambiente sembra ormai, come dire, particolarmente garantito. E allora, 8:36, tra pochissimo arriva con noi la nostra avvocata del cuore, la nostra Gabriella Barcariol, per parlare di A casa tutto a posto. C'è la famiglia nel bosco ancora, ma non solo, restate con noi. Siamo tornati in diretta e come vedete non sono più solo. Bentornata la nostra Gabriella Barcariol. Ben ritrovati a tutti. Come stai? Bene, perché oggi le scuole sono chiuse e io non vado in diretta. È vero. Mi sono alzata leggermente più tardi. Però diciamo, ecco, non hai neanche udienza alle 9? No, 9:30, sì. Ma cioè che detta così, cioè detto da te sembra praticamente tipo 2 giorni di ferie, capito? Visto che sai. Allora, oggi riprendiamo a parlare di famiglie nel bosco ormai. In realtà solo diciamo come traccia, perché sì. Una delle cose che ci siamo detti è che tra le ragioni per cui intervenuto ultimamente il Tribunale dell'Aquila c'è quello, diciamo, della non collaborazione della mamma, sì. Giusto per essere un attimo eufemistici, per raccontare tutto. In realtà
si punta tra virgolette sul padre. Qualcuno ha detto puntiamo sul padre dalla sentenza, perché è più collaborativo. Perché è più collaborativo, molto probabilmente ha capito, ha compreso che c'è la necessità a questo punto di essere un genitore che rispetta i diritti dei figli e sostanzialmente però questo è un problema che forse ci eravamo già posti quando abbiamo fatto gli interventi con la dottoressa Calò, Graziana Calò della comunità. Parlavamo delle comunità e ci eravamo posti il problema, poi non affrontato, di se ci siano poi effettivamente delle comunità padre-figli. Io da ultimo da colleghi ho avuto la notizia di proprio una minore veramente molto piccola di solo pochi mesi che il tribunale ha deciso di metterla in comunità con il padre. Ovviamente si aprono tanti scenari perché purtroppo su Taranto perlomeno ora faremo un collegamento con una educatrice professionista, un funzionario che ci potrà dire meglio qual è la realtà sul territorio della provincia di Taranto, però io non ho mai avuto nella mia esperienza un collocamento di un minore con il padre in comunità. Io ho fatto una ricerca, già il fatto che non siano censite le comunità è una cosa che ci dà a pensare, no? Quanto ci si investe su questi minori. Sono 23.000 al 2022 i minori che sono fuori dalla loro famiglia e le comunità sono 3.600 euro, un dato che risale al 2022. Non euro, 3.600? Sì. Okay. 3.600 sono le comunità sul territorio nazionale e 23.000 sono i minori che sono fuori dal contesto familiare, quindi inseriti nelle varie strutture. Mi fa pensare anche un po' a quanto noi uomini, diciamo, ci impegniamo come papà per essere credibili, essere tali. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Direi anche un altro. Quanto patriarcato ci sia, quanto matriarcato, no? Nel senso quanta preferenza, a seconda dei punti di vista. Quanta preferenza rispetto alla figura materna ci sia ancora oggi, nonostante l'evoluzione della figura materna. E allora proviamo a parlarne direttamente con chi, diciamo, in questo campo ci lavora quotidianamente. Diamo il benvenuto qui a Cittadella la Radio e Cittadella TV a Maria Mastronardi, educatrice socio-pedagogico e funzionario, insomma una serie di titoli, dottoressa, che non ho il tempo di elencare tutti, però insomma ci siamo affidati a lei perché ne capisce. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno, bentrovati, grazie di questo invito. Sì, in effetti l'ultimo periodo ci troviamo di fronte a papà che sono estremamente, che si mettono in gioco come genitori e quindi c'è bisogno proprio di spazi adeguati affinché questi poi papà possano trovare la possibilità di manifestare e mettere in gioco la propria competenza genitoriale, fare i papà. Per fortuna ci sono i centri famiglia che sono degli spazi adeguati dove c'è la possibilità, attraverso proprio delle figure che sono gli educatori, dove i papà hanno la possibilità di incontrare i propri figli. Questo però, scusami, però ci sono anche delle comunità. Dimmi, Gabriella. Sì, dicevo, questo però nella fase forse nella fase in cui ci sono questi incontri protetti con i figli, no? Figli padre, ma quando il padre poi è adeguato, no? Questi percorsi di sostegno alla genitorialità, però sostanzialmente ci troviamo di fronte a un cambiamento, no? Da un punto di vista proprio sociale di quelle che sono le figure tra il paterno e il materno, no? Quindi non è più come si parla 50 anni fa, in cui la mamma era accuditiva e tra l'altro era sempre a casa a poter sostenere, aiutare i figli, e i papà invece andavano a lavorare. Siamo in una situazione comunque completamente diversa. Assolutamente sì, adesso anche le diverse storie siamo in presenza di una tendenza diversa, dove le mamme hanno bisogno di essere sostenute e invece i papà vogliono ripadronarsi di questo ruolo, e vediamo tanti papà che poi alla fine diventano competenti. Ci credono. No, scusami, continua, poi ti faccio una domanda. E quindi ovviamente però ci sono alcune situazioni dove c'è bisogno non solo dei centri per le famiglie, ma proprio delle comunità che possano accogliere. Però ancora oggi la legge regionale predispone comunità madre-bambino e non padre-bambino. Non ne abbiamo neanche una, dottoressa?
Cosa? Non ne abbiamo neanche una, No, attualmente ci sono delle comunità che stanno sperimentando questa, modalità anche nel Tarantino, ma non solo, anche nel Leccese, sperimentazioni, cioè si creano degli spazi adeguati all'interno delle comunità madre e bambino dove si può aiutare a sperimentare questo rapporto padre-figlio. Ovviamente però la legge, il regolamento regionale, il 4.4 del 2007, prevede invece solo comunità madre e bambini, quindi forse bisognerebbe incominciare a lavorare anche verso una riforma di questa legge affinché si possano creare proprio delle comunità che permettano a tanti papà, oltre alle mamme, di occuparsi dei propri figli. Allora, dottoressa, la interrompo un attimo perché noi adesso abbiamo un po' di pubblicità. Quando torniamo continuiamo a parlare di questa vicenda, anche del bisogno che effettivamente c'è rispetto a questa esigenza, quindi non cambiate canale, restate sui 96.5 sul canale 94. C'è A Casa Tutto a Posto con Gabriella Barcariol e la dottoressa Mastronardi, non andate via. Siamo tornati in diretta con Gabriella Barcariol e con la dottoressa Maria Mastronardi, educatrice sociopedagogica. Stiamo parlando di comunità e di, partendo dalla famiglia del Bosco, rapporti padre-figlio che in qualche modo sono ormai, come dire, più frequenti, ma ecco, appaiono comunque sempre una rarità. E di pari passo anche l'esistenza di comunità, di famiglie, case famiglia che accolgano padri e figli anziché mamme e figlio. Parlavamo del fatto che va cambiata anche la legge regionale, diceva la dottoressa Mastronardi, però ecco, giusto per provare a capire, non so, Gabriella, lo chiedo a te ma lo chiedo anche alla dottoressa Mastronardi, sostanzialmente non so se esiste un dato vero e proprio, ma di che numeri parliamo in rapporto? Rispetto a cosa? C'è padre-figlio, il bisogno di, tra virgolette, isolare e proteggere padre-figlio da madre-figlia. Sostanzialmente, essendoci questa violenza di genere, sostanzialmente queste comunità vengono utilizzate molte volte ovviamente per per accogliere la madre che subisce la violenza, e il figlio che normalmente subisce la violenza assistita, che è una vera e propria violenza perché è assistito a quegli atti di violenza. Io nella mia esperienza non ho situazioni nelle quali ci sono state necessità di entrare in una comunità padre-figlio. Ho sentito questa da ultimo da colleghe perché ci siamo ovviamente confrontate. Ci sono però delle esigenze che riguardano a volte ancora la collocazione del minore presso il padre. Cioè, ecco perché prima chiedevo alla dottoressa, nella sua esperienza, perché poi ascolta i genitori, fa percorsi con i genitori, quanto possa realmente essere affidabile un padre nella sua intenzione, volontà di vivere con i figli rispetto a quello che poi è il contributo economico che molte volte nel tribunale ordinario viene posto a carico del genitore non collocatario. Cioè, che tipo mi prendo i figli. Cioè, tipo, io molte volte ci sono delle istanze fatte dai padri che sostanzialmente sono più da un punto di vista economico, servono a non pagare i mantenimenti, che non da un punto di vista istruttivo, di affetto, di comprensione, che potrebbe essere lui il genitore più accogliente rispetto a tutelare i diritti del minore. Quindi era questo quanto effettivamente ci sia di modifica all'interno del genere nostro, dalla madre al padre, quanto accudimento. Dottoressa Mastronardi, nei casi che magari si è trovata davanti, se li è trovati fino ad ora, questo fenomeno quanto risponde alle logiche che in qualche modo suggerisce l'avvocata Barcariol? Qua la chiamo avvocata, non la chiamo volutamente Gabriella, anche perché mi sento un po' offeso da quello che ha detto, però ecco, e quanto in realtà magari corrisponde al vero? Allora, sicuramente ci sono quello che diceva Gabriella, dei papà che comunque potrebbero utilizzare, che pretendono di poter stare con i propri figli per altri fini, ma nella ultima esperienza di questi ultimi anni, per tante famiglie che incontriamo, invece mi sono resa conto che ci sono dei papà che comunque invece sentono proprio il desiderio di poter stare col proprio figlio, di prendersi uno spazio adeguato col proprio figlio, e alle volte
volte c'è una difficoltà anche dell'ex compagna o della madre a creare questo rapporto funzionale con i propri figli. Quindi questi papà che li vediamo nella quotidianità, che si informano, che chiedono, che vogliono sapere dei propri figli, oppure che chiedono di poter partecipare a tutti gli eventi dei propri figli, a volte che non riescono a trovare una strada e quindi si rivolgono anche al servizio sociale per essere supportati e aiutati. Sicuramente questi papà vanno anche, diciamo, dove ci sono delle criticità, vanno anche osservati, accompagnati. Non a caso, per esempio, noi abbiamo attivato da un po' di anni il programma Pippi, che è proprio un programma per aiutare i genitori e soprattutto anche i papà ad essere sostenuti, e vanno sostenuti perché poi vediamo che sono dei papà competenti, cioè che i figli li curano quasi come se fossero delle madri. Quindi ma aspetta, se noi avessimo detto questa cosa al contrario sarebbe successo un casino, dottoressa. Cioè, diciamoci la verità, questo lo dico così. Se avessimo detto è un mammo o una cosa del genere, cioè dramma terribile. Però ecco, al di là di questo, le volevo chiedere una cosa al volo perché siamo in chiusura. Quanti invece, parlo del cosiddetto numero occulto, nel senso, quanti non tirano fuori questo bisogno, questa esigenza per, diciamo, un po' timore, paura del commento, per vergogna, perché è ancora visto appunto come una forma quasi di che logora il patriarcato, ecco, mettiamola così, come a perdere un po' la figura del maschio alfa in casa. Ce ne sono ancora, bisogna ancora lavorare, come diceva Gabriella, ancora cioè la violenza di genere esiste ancora il patriarcato, sicuramente dobbiamo ancora diffondere questa cultura di purtroppo ci sono anche tanti uomini che fanno figli ma che non sono papà, quindi ancora ce ne sono, però c'è anche una bella fetta di papà che sono papà a tutti gli effetti, ed è giusto trovare spazi adeguati affinché loro possano manifestare la loro genitorialità. Quindi i numeri non ce l'ho. No, diciamo, è chiaro che è un fenomeno molto piccolo. È un fenomeno davvero embrionale, ecco, mettiamola così, però è un piccolo germoglio, è come i germogli, tutti i germogli vanno custoditi. La cosa bella è che vediamo adesso, vediamo anche tante famiglie che sono cambiate, dove i papà si occupano dei propri figli e le mamme hanno anche la possibilità di emanciparsi, quindi anche questo è un fenomeno che si sta evidenziando. E meno male, diciamo, siamo solo nel 2026, quindi insomma, tutto sommato. Diciamo che il tribunale non ci aiuta in questo. Anche a livello di riforme, di trovare ancora più spazi adeguati, più comunità che in casi di emergenza possano accogliere questi papà con i propri figli. Grazie alla dottoressa Maria Mastronardi per essere stata con noi. Grazie davvero, dottoressa, buona giornata. Grazie, e buon lavoro. Grazie a voi. E il tribunale non vi aiuta? Al volo? Nell'oggettività, nel quotidiano, nell'affidamento non ci sono tempi paritetici, e questo noi lo richiediamo. Tempi? Paritetici tra il padre e la madre. Okay. Ci sono giorni fissi per il padre e tutto il resto è con la madre. Ok. Ed è una grande lesione del diritto alla genitorialità dal mio punto di vista. Noi uomini quanto pretendiamo? Pretendete il giusto. Cioè, quando pretendete quanto il ci giusto, accontentiamo anche, ci fa vi comodo questa scelta, perché non vi potete scontrare con un muro. Ve ne rendete conto, ma con molta sofferenza. Ok. Reale, sincera, assolutamente sincera. Ok, peccato, questa cosa è davvero terribile. Dovremmo parlarne di più, sono d'accordo. Dovremmo provare a raccogliere anche qualche testimonianza, anche anonima, insomma, così, e vedere insomma, proprio nel vivo che cosa prova chi a un certo punto gli viene tolto o ridotto il diritto di vivere la genitorialità. Ho sforato, lo so, vogliatemi bene, che faccio? Andiamo direttamente in musica.
musica? Ok, benissimo. E allora grazie come sempre Grazie Gabriella Barcariolo, ci rivediamo martedì prossimo con A Casa Tutta a Post. Grazie al nostro Piero Caffio, grazie a Michael Schino. Vi ricordo l'appuntamento col TG alle 14 sul canale 94. Noi torniamo domani dalle 7 alle 9, restate con noi.